Bentrovati e bentornati a Storie. Raccontiamo la vicenda umana e sociale di Archiloco di Paro, il primo grande poeta lirico dell'antichità. Questo primo grande poeta lirico dell'antichità visse nel VII secolo a.C. e cominciò a poetare in seguito a qualcosa che in qualche modo era prevedibile dalle regole sociali dell'epoca, cioè una mancata promessa di matrimonio. Gli era stata promessa una moglie, gli era stata promessa una famiglia, gli era stata promessa una vicenda e a un certo punto, per motivi politici, viene meno questa moglie, questa famiglia, questa vicenda. Archiloco subisce uno smacco sociale ma anche uno smacco personale e lì inizia a poetare. E come poeta? Poeta ponendosi lontano dalle convenzioni tradizionali dell'epoca. Le convenzioni tradizionali dell'epoca erano quelle della civiltà omerica, che erano fondate su due grandi pilastri che avevano, come dire, portato l'uomo omerico al centro della storia: la ricerca della gloria a tutti i costi e la ricerca dell'onore a tutti i costi. Archiloco si allontana subito da questi stereotipi e infatti al posto della ricerca della gloria denuncia il fatto che lui ha dovuto combattere un sacco di battaglie in ristrettezze economiche. Dice: ok, la gloria è importantissima, bellissima, fantastica, però poi io devo mangiare a casa e quindi è chiaro che quando torno a casa io posso aver avuto anche la più grande gloria, ma se non arrivano dei soldi poi come faccio a mangiare, poi come faccio a vivere? E quindi infrange un tabù per dire: i valori della nostra eteria, i valori della nostra famiglia, che sono contrapposti a quelli della famiglia che mi ha negato mia moglie, non sono i valori tradizionali omerici, ma sono i valori che in qualche modo pongono al centro una concretezza e dicono: oh, ma guardate che la gloria va bene, ma se poi non si arriva a casa col pane, la gloria non serve a niente. Di più, addirittura c'è un verso importantissimo, un frammento importantissimo dove lui racconta come l'arma fondamentale di un uomo aristocratico del tempo, che era lo scudo era fondamentale perché lo scudo diceva la tua capacità di combattere, quindi la tua capacità di fornire un contributo alla città. Era quello che con termini moderni potremmo chiamare il capitale, quello che in qualche modo uno aveva dal punto di vista sociale come garanzia di poter essere significativo per la propria città. Ecco, lui prende questo scudo e durante una battaglia racconta di averlo abbandonato per portare in salvo la vita. È più importante portare in salvo la propria vita che combattere e avere onore. Quindi capite, il mondo omerico che si fondava sulla gloria e sull'onore improvvisamente si trova di fronte a un poeta che dice: guardate che la gloria senza pane non ci porta da nessuna parte e l'onore da morti non serve assolutamente a niente. Apparentemente c'è qualcosa che non ci torna, ma è molto interessante perché è la riaffermazione di valori che erano da contrapporsi a quello delle altre famiglie, a quello delle altre eterie. Come dire, noi siamo la gente concreta, noi siamo la gente che pensa al pane, che pensa a tornare a casa. Poco importa dello scudo, poco importa della gloria. In questo contesto Archiloco sta dando forma a quella che è la sua identità, un'identità che a questo punto ci incuriosisce davvero tanto. La raccontiamo qui, la raccontiamo a Storie.